C'è un silenzio irreale negli spazi dell'oratorio dei Salesiani di Schio. Il Greste, con oltre 500 bambini e decine di animatori, si è fermato dopo la morte di Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto, rimasti uccisi nell'incidente di giovedì mattina nella Galleria Malo della Pedemontana. L'idea è proprio quella di continuare a portare avanti con lo stesso entusiasmo, con la stessa voglia di fare tutto bene, con energia, come ha sempre fatto Don Francesco, come ha insegnato agli animatori, a tutti noi, come è stato ad esempio, e quindi di portare avanti le attività che erano state programmate davvero con la stessa energia, lo stesso entusiasmo, e anche per la responsabilità che sentiamo come salesiani, ecco, di lanciare il messaggio che Don Francesco è risorto, è nel paradiso e da lassù ci guarda, fa il tifo per noi. Il funerale sarà congiunto, probabilmente allo stadio o al Palasport. Resta da fissare anche la data appena sarà dato il nulla osta dal tribunale, dove è aperto un fascicolo per omicidio stradale. Già la prima messa di suffragio, a poche ore dall'incidente mortale, ha raccolto 1 migliaio di persone e anche la comunità civile si stringe nel lutto. Abbiamo deciso di annullare tutti i festeggiamenti per il santo patrono, erano 3-4 giornate belle piene di attività, ma abbiamo deciso di annullarle perché è giusto avere rispetto per quanto è successo e vicinanza per i familiari. E abbiamo bisogno di stare assieme, sì, ma in un certo modo, ed è anche per quello che abbiamo deciso di fare una fiaccolata proprio la sera del lunedì alle 9, tutti insieme, una fiaccolata in ricordo di questi due ragazzi, di Don Francesco, Don Fra e di Alberto. Alberto era un ragazzo solare, era un ragazzo sempre positivo, era un esempio per tanti altri ragazzi perché univa questo suo ottimismo immannato anche con una grande capacità di essere serio negli allenamenti. Lui come persona era un elemento che faceva gruppo, quindi mancherà a noi, mancherà ai suoi compagni, mancherà indubbiamente alla sua famiglia, alla quale mi sento molto vicino anche perché ho qualche figlio di età analoga e penso che una cosa del genere sia veramente, non ci sono parole per definirla.